Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma subito i nostri titoli. Riunione del Consiglio dei Ministri nella Prefettura di Reggio Calabria, oggi il via libera al decreto speciale sanità, più potere ai commissari. Dopo le polemiche sul mancato invito, il governatore Oliverio si dice pronto ad impugnare davanti alla Corte Costituzionale il decreto sulla sanità. Il ministro Salvini in visita alla tendopoli di San Ferdinando annuncia presto sarà smantellata. La Guardia di Finanza sequestra beni per 170.000 euro all'ex presidente dell'Associazione Culturale Antigone, l'Osservatorio Anti-'Ndrangheta. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Dunque, in apertura ci occupiamo della riunione del Consiglio dei Ministri che si è svolto oggi nella Prefettura di Reggio Calabria. Ebbene, oggi è stato dato il via libera al decreto speciale sulla sanità, più potere ai commissari, poi massima attenzione del governo, ha detto il Premier Conte, verso i problemi della Calabria. Ecco l'arrivo dei ministri a Reggio Calabria, una città blindata fin dal mattino per accogliere senza problemi tutto l'esecutivo nazionale. Il Premier Conte, accompagnato dal prefetto Michele Di Bari, prima di entrare in prefettura si ferma a parlare con un gruppo di manifestanti. Sono lavoratori precari, gli ex LSU delle più in attesa da anni di una stabilizzazione, che dal governo vogliono risposte concrete. Conoscere i problemi del territorio è la prima cosa per poter intervenire, è la ragione per cui ho voluto anche un Consiglio dei Ministri qui, per cui io giro molto il sud in particolare, oltre che il centro e il nord. Poi l'indirizzo in prefettura per l'inizio della riunione del Consiglio dei Ministri, che ha dato il via libera all'unanimità al decreto Calabria sulla sanità. Il Premier Conte nella sala stampa ha ribadito che quello di oggi è un Consiglio dei Ministri che non ha soltanto un valore simbolico ma anche un valore concreto. Abbiamo già adottato e portiamo quindi delle misure concrete che confidiamo aiuteranno a trovare alcune soluzioni per questo territorio. I problemi sono tanti, come abbiamo anche avuto la possibilità di constatare parlando con le persone, ci siamo fermati a parlare con alcuni manifestanti, però oggi innanzitutto abbiamo adottato nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri il decreto sanità. Devo ringraziare il Ministro Grillo perché si è impegnato a fondo per questa misura. Ma non c'è solo il decreto sanità, approvato anche il decreto sblocca cantieri che già domani sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il Premier tiene poi a precisare l'impegno del governo in favore della Calabria. Vorrei ricordare, sempre con l'occasione che siamo in questo territorio, che comunque alcune misure questo governo le ha già adottate, a parte le misure che ben conoscete di forte impatto sociale, di cui beneficeranno molti calabresi, che riguardano sia il reddito di cittadinanza e quota 100, abbiamo anche specificamente adottato siamo riusciti a sbloccare gli investimenti per rilanciare il porto di Gioia Tauro. Investiremo nell'ordine di 100-120 milioni ed è questo un importante passaggio per il rilancio, uno snodo per il rilancio della Regione. Devo ringraziare il Ministro Toninelli che ha lavorato intensamente a questo obiettivo e quindi questo risultato molto importante è veramente da segnalare all'attenzione di tutti, perché avrà ricadute positive sia a livello occupazionale che economico per l'intero territorio calabrese, ma direi per tutto il meridione. Non dimentichiamo poi tante altre misure che noi abbiamo adottato. Nell'ambito del piano nazionale per il dissesto, per contrastare il dissesto idrogeologico, abbiamo stanziato quasi 150 milioni solo per la Calabria. Ancora, ci sono poi tante altre misure per i comuni calabresi, abbiamo stanziato a gennaio 19 quasi 20 milioni per i comuni sotto i 20.000 abitanti per opere di manutenzione delle strade, delle scuole, del patrimonio pubblico, ancora 23 milioni e 180 mila euro per tutti i comuni della Calabria per avviare opere in materia di risparmio energetico e sviluppo sostenibile. Abbiamo previsto anche il wifi gratuito per i comuni sotto i 2.000 abitanti e ancora 10 milioni di euro per la Calabria per un piano straordinario di messa in sicurezza delle strade con meno di 2.000 abitanti, che riguarderà anche tutto il sud e le isole. I provvedimenti sono molteplici, non ci dimentichiamo di questo territorio
Non sarà un passaggio isolato, perché comunque l'attenzione rimarrà costante per la Calabria e per tutto il Sud. Questo governo vuole il riscatto del Sud, anche se allo stesso tempo ovviamente lavora perché i territori più avvantaggiati possano supportare, favorire sempre più la crescita economica, lo sviluppo sociale. Ad illustrare nel dettaglio il decreto speciale sulla sanità, il ministro Giulia Grillo. Nella sala stampa della Prefettura di Reggio, accanto al Premier Conte, il ministro Giulia Grillo, che ha ribadito i motivi che hanno reso necessario il decreto per la sanità calabrese. È un decreto speciale, come si dice all'articolo 1, oggettivamente risponde a una situazione emergenziale. Quindi siamo proprio nell'alveo della decretazione d'urgenza, una situazione speciale determinata da due parametri fondamentali che riguardano la sanità calabrese: uno, il disavanzo di gestione, che come sapete è arrivato a 168 milioni di euro nell'ultimo trimestre del 2018, e l'altro relativo al punteggio LEA del 2017, che è 136 se non erro, quindi molto al di sotto del limite minimo di 160 per soddisfare i livelli essenziali di assistenza. A questi due parametri se ne aggiunge un terzo, quello relativo alla infiltrazione della criminalità organizzata in alcune delle strutture sanitarie della Calabria, di cui non ultima appunto l'episodio relativo all'ASP di Reggio Calabria, che ha portato al commissariamento. Poi il ministro illustra il decreto che conferisce maggiori poteri ai commissari. Il secondo articolo è un articolo che riguarda la verifica straordinaria che dovranno fare i due commissari governativi, commissario e sub, rispetto alle attività dei direttori generali. Verifica straordinaria, compito che normalmente è affidato alla Regione, e verifica al termine della quale i commissari potranno decidere di rimuovere una o più figure apicali delle singole strutture sanitarie e di effettuare nuove nomine d'intesa, e qui si va all'articolo 3, d'intesa con la Regione. C'è poi il passaggio sul dissesto delle aziende sanitarie contenuto nell'articolo 5 del decreto. Noi mutuiamo la normativa già prevista dal TUEL per gli enti in dissesto e la utilizziamo anche per le aziende sanitarie. Perché? Perché purtroppo le aziende sanitarie e ospedaliere hanno chiuso praticamente tutti i bilanci, quelli che li hanno chiusi, con disavanzi importanti, per cui si è maturata l'idea di separare le due gestioni, la gestione del fallimento dalla nuova gestione ordinaria. La terza direttiva riguarda invece il capitolo degli acquisti. Prevediamo che tutti gli acquisti di beni e servizi dovranno passare o da Consip o da una centrale di committenza extraregionale e da protocolli di intesa con ANAC. Il ministro sottolinea che il decreto avrà una durata limitata. Durerà 18 mesi e a partire dal compimento dei 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, la Regione, quindi il governo regionale in carica, potrà comunque cominciare ad avviare le procedure di nomina dei nuovi manager, questo per salvaguardare le prerogative regionali rispetto naturalmente alla nomina dei nuovi direttori generali. Quindi la nostra intenzione è assolutamente di essere fulminei, di non in nessun modo travalicare quelle che sono le nostre competenze. Voglio cogliere questa occasione per ricordare che la sanità è una materia concorrente. Questo lo dico al Presidente di questa Regione come ai Presidenti di altre Regioni che credono che se il Ministro della Salute fa il suo compito lo fa extra Costituzione. No, il Ministro della Salute fa il suo compito nei solchi della Costituzione, che prevede che il Ministro della Salute debba assicurare i LEA su tutto il territorio nazionale. Intanto, dopo le polemiche sul mancato invito, il governatore Oliverio si dice pronto ad impugnare davanti alla Corte Costituzionale il decreto sulla sanità. Il presidente Oliverio, escluso dal Consiglio dei Ministri, fa sapere di essere stato invitato ieri in tarda serata dalla Prefettura solo ad una conferenza stampa. La Prefettura ieri sera tardi ha comunicato una nota per dirci che c'era alle ore 15 una conferenza stampa
presso gli ospedali di Reggio Calabria da parte del governo, e dovrei andare a fare cosa? Primo, il Presidente della Regione non si invita, con tutto il rispetto alla Prefettura, tramite la Prefettura, la sera tardi del giorno prima, perché anche noi abbiamo impegni, oltre al Governo, ai Ministri, al Presidente del Consiglio, anche noi abbiamo impegni programmati e quindi da disdettare. Secondo, perché si tiene prima il Consiglio dei Ministri, si fanno le operazioni appunto che dicevo prima e poi noi dovremmo andare a partecipare appunto a una operazione che è chiaramente un'operazione truffaldina nei confronti della Calabria. Poi il governatore parla del decreto Calabria ed esprime le preoccupazioni sul dispositivo che il governo ha in mente di attuare. C'è un solo provvedimento, un provvedimento sulla sanità, ma non teso ad affrontare i problemi della sanità, teso ad allargare i poteri del governo sulla sanità, che, come è noto, sta esercitando già da 10 anni, perché la sanità in Calabria è commissariata e la gestione della sanità è in mano al governo nazionale, che la esercita attraverso i suoi uomini che sceglie, che sono i commissari, che sceglie direttamente, quindi attraverso i ministeri, in primo luogo il Ministero della Salute. E ora si allargano questi poteri, dopo aver fallito per 10 anni di gestione diretta del governo, si allarga il potere del soggetto fallimentare, appunto, che in questo caso è la gestione governativa. Il ministro Grillo e alle dichiarazioni rilasciate a poche ore dalla riunione reggina, ecco cosa replica. Il ministro della Sanità, che ha una responsabilità importante, prima di prodigarsi in affermazioni, credo che dovrebbe informarsi, approfondire prima di dire come stanno le cose, perché se l'avesse fatto gli avrebbero spiegato, quelli che collaborano con lei, gli avrebbero spiegato che il commissario negli ultimi 5 anni non è stato il presidente della regione, quindi avrebbe evitato di caricare responsabilità su chi responsabilità non ne ha. Allargare questi poteri del commissario e sottrarre residue funzioni alla regione, che sono residue alla regione, significa rafforzare il fallimento. Il ministro Salvini in visita oggi alla tendopoli di San Ferdinando annuncia presto sarà smantellata. Prima tappa del ministro Salvini in Calabria, come aveva anticipato ieri sera a San Ferdinando. Tra i rifiuti della vecchia baraccopoli e la nuova tendopoli, il ministro dell'Interno entra nel campo, verifica le condizioni di vita dei migranti e ai cronisti promette. L'obiettivo è azzerarla la tendopoli, l'obiettivo è trasferire chi ha diritto di essere trasferito. Ovviamente non possiamo dare casa e lavoro a tutti, non hanno casa e lavoro tanti calabresi, figurati se posso dare casa e lavoro a tutti. Però l'obiettivo è di riportare a normalità la situazione e rispetto alla mia ultima visita abbiamo più che dimezzato le presenze. Entro al termine del mio mandato non esisterà più niente qua. Ai giornalisti che lo incalzano sulla sanità e sulle misure decise dal governo per la regione risponde: la sanità calabrese, al di là di eventuali corruzioni, truffe e debiti, è pessima per i cittadini calabresi. Non è più sostenibile il fatto che migliaia di calabresi debbano scappare dalla loro terra per andare a farsi curare. Quindi un intervento del governo è doveroso e mi domando chi ha amministrato questa terra perché abbia portato la situazione degli ospedali calabresi a questa situazione. È vergognosa. Ma l'operato dei commissari finora ha dato risultati? No, perché se invece del commissariamento sposti le pedine che non cambiano mai, occorre qualcuno che riparta da zero. Insomma, governo compatto, la regia della sanità calabrese si sposterà a Roma. Incidente questa mattina sulla statale 107 a Rende, lo scontro tra una moto e un'auto, ferito il Centauro.
Scontro tra un'auto e una moto sulla statale 107 a Rende. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13. Ad avere la peggio l'uomo a bordo della moto di grossa cilindrata che è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista che viaggiava in direzione Cosenza sarebbe stato colpito da un'auto che si immetteva sulla statale e che era appena uscita dal parcheggio di un vicino supermercato. Ancora in corso di accertamento le cause dello scontro. Il motociclista è stato subito soccorso da un'ambulanza del 118, presentava diverse scoriazioni a seguito dell'accaduta. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti per determinare l'esatta dinamica, i carabinieri e i vigili urbani di Rende insieme agli operatori dell'ANAS. Nel tratto della statale dove si è verificato l'incidente, il traffico ha subito rallentamenti. L'Istituto Comprensivo Rende commenda, finito nel mirino da qualche mese di malviventi che si introducono nei vari plessi scolastici facendo razzia di strumenti tecnologici, incassi dei distributori di bevande e tanto altro. Stanotte l'ennesimo episodio, il quarto subito in pochissimo tempo. Quello che vedete è un atto vandalico contro la scuola elementare Stancati di Rende, che è stato compiuto nella notte. Ignoti hanno scagliato contro le vetrate del portone d'ingresso dei mattoni che hanno provocato danni alla struttura. Ma quello perpetrato poche ore fa è solo l'ultimo episodio in ordine di tempo che l'Istituto Comprensivo Rendese ha subito nel giro di poche settimane. Il 4 febbraio 2019 è infatti iniziata la via crucis alle forze dell'ordine del territorio per denunciare una serie di furti e danneggiamenti ai danni di vari plessi dell'Istituto Comprensivo. In quasi tutti i casi i malviventi, intrufolandosi dal cortile interno, hanno divelto e prelevato il denaro dai distributori automatici di bevande e snack presenti nelle scuole, tanto che si è dovuti ricorrere all'ingabbiatura delle macchinette da parte della ditta proprietaria. Ma non solo, sono stati portati via alcuni contanti negli uffici di segreteria, oltre a PC portatili, lavastoviglie ad uso industriale presenti nelle sale mensa, oltre ad affettatrici, stoviglie e addirittura i generi alimentari contenuti nei frigoriferi. Alla scuola dell'infanzia, poco distante di Macchina di Bosco, i malfattori hanno tagliato le cerniere con uno smeriglio della stanza blindata, prelevando TV e fotocopiatrici. Gli altri episodi si sono verificati sempre con le stesse modalità il 29 marzo e il 16 aprile scorso. Insomma, la situazione è davvero allarmante. Indagano le forze dell'ordine per cercare di smascherare la banda che sta compiendo questi furti e che potrebbe avere le ore contate. Le altre notizie di cronaca adesso nei nostri 100 secondi. Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria beni per oltre 217.000 euro all'ex presidente dell'Associazione Culturale Antigone, osservatorio sull''ndrangheta Claudio Antonio La Camera. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura di Reggio Calabria a conclusione di un'indagine in materia di contrasto alle frodi per spesa pubblica sull'erogazione di fondi regionali e provinciali all'associazione. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare un illecito profitto di contribuzioni pubbliche quantificato in circa 400.000 euro su un totale erogato di oltre 800.000 euro tra il 2007 e il 2014. Novellame di Sarda, sequestrato dai finanzieri della sezione operativa navale di Crotone, mezza tonnellata di bianchetto illegale trovato nel corso di un controllo all'interno di un furgone. Al conducente dell'automezzo, un 73enne di Cirommarina, è stata elevata una sanzione amministrativa per 25.000 euro. Il prodotto ittico è stato distrutto. Rifiuti speciali sanitari smaltiti come normale immondizia nei cassonetti è quanto hanno scoperto i carabinieri forestali di Crotone, che hanno denunciato l'amministratore di una struttura sociosanitaria di Scandale per smaltimento irregolare di rifiuti sanitari. Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei militari, l'amministratore della struttura sanitaria privata trattava i rifiuti derivanti dall'attività come degli innocui scarti da lavorazione. 2 pulmini di un tour operator e un fuoristrada distrutti dalle fiamme a Villa San Giovanni. Sul posto i vigili del fuoco, la Polizia di Stato e i Carabinieri per accertare l'origine dell'incendio. Al vaglio anche le immagini degli impianti di videosorveglianza per valutare eventuali responsabilità di quanto accaduto. A Vibo adesso, dove il prefetto Giuseppe Gualtieri lascia la città, va in pensione il super poliziotto che contribuì alla cattura di Bernardo Provenzano.
Lascia dopo poco più di 8 mesi di permanenza alla guida dell'ufficio territoriale di governo il prefetto Giuseppe Gualtieri. Allo scocchiare dei suoi 65 anni è stato inevitabile il passaggio alla pensione, chiudendo la carriera proprio a Vibo Valentia. Una carriera invidiabile, soprattutto come poliziotto, che l'ho visto operativo anche in questo stesso territorio. Forse anche per questo il saluto odierno è stato qualcosa in più che un semplice commiato. Non c'è dubbio che per la prefettura di Vibo Valentia sia una perdita significativa, perché Giuseppe Gualtieri è un profondo conoscitore della realtà vibonese in tutti i suoi molteplici aspetti, che ha affrontato in questi mesi non risparmiando energie e lavoro costante. Un legame profondo che non finisce certo con il saluto odierno. Lascio un territorio che io conosco, ma comunque che amo e ho amato molto, e di cui conosco i pregi e purtroppo soprattutto i difetti. Per cui concludere questa mia esperienza qua è stata un'ulteriore prova, perché chiaramente ho dovuto guardare da un'ottica diversa e attuale quello che già conoscevo, con un senso critico diverso, cosa che quindi mi ha affascinato da una parte e ovviamente mi ha impegnato. Cosa ha trovato e qual è stato il lavoro portato avanti? Ho trovato intanto una società molto scollegata nelle varie componenti. Se si vuole ripartire e comunque fare una barriera di fronte al perenne tentativo di condizionamento e di infiltrazione di alcune sodalizi e di alcune persone, è importante fare rete. Ecco, questa società vibonese che tanti pregi ha e tanta storia ancora oggi non riesce a fare rete, ancora oggi ci sono piccole posizioni che poi individuali che poi diventano dei macigni quando si va a trattare problemi importanti, e questa catena porta ovviamente un discredito alla vita politica, un discredito alla vita amministrativa. In chiusura le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Il campo anticiclonico presente dal Nord Africa fin sull'Europa centrale garantirà sulla nostra regione tempo stabile almeno fino alla giornata di Pasqua, mentre nel corso del lunedì di Pasquetta una depressione afro-mediterranea potrebbe disturbare in parte la solita gita fuori porta. Domani cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature stazionarie. Passiamo ai mari e ai venti. Domani poco mosso il Mar Tirreno con venti a regime di brezza, mosso il Mar Ionio con venti di direzione settentrionale. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per essere rimasti con noi, buon proseguimento di serata.